Cari amici, vi do un saluto a tutti, appassionati di camion storici, appassionati di camion internazionali, appassionati di camion dal marchio straniero. Sono ritornato dopo diversi anni in questa zona. Al tempo ero stato con l'amico Filippo in una giornata caldissima d'estate di agosto. Qua ci troviamo dal bravissimo Angelo, che è un trasportatore e che anni che furono usava questi camion che vi farò vedere. Si tratta di due Ford Transcontinental. Abbiamo qua un motrice 3 assi, che credo sia la seconda serie questa. Adesso ve lo faccio vedere bene. Sono qua da anni all'aperto, purtroppo è un peccato vederli così in forma abbastanza precaria, perché anno per anno all'aperto il tempo fa il suo degrado. Eccolo qua, abbiamo questo Ford Transcontinental seconda serie, ripeto, un motrice. Ford Transcontinental dovrebbe essere un camion o modello prodotto nei Paesi Bassi. Questa è una seconda serie, so che il Ford Transcontinental è stato prodotto tra il 74 e il 1984. Ciao carissimo, vieni qua dai! Ecco qua che siamo in diretta, così facciamo una bella... mi spieghi un po' il tutto. Ecco qua, arriva il bravissimo Angelo. Ecco qua Angelo, siamo qua su questa seconda serie Ford Transcontinental, motrice 3 assi. Ai suoi anni ormai. Ai suoi anni, esatto. Sì. E fino a quanto tempo l'avevi usato questo? Beh, sarà una decina d'anni più. Una decina d'anni. Sì. Purtroppo non avevi il posto da metterlo al coperto No. nel tempo, vero? Dicevamo... Quelli sono i guai esatto, di questi sì. camion, e il Renault la stessa cabina, stessi difetti. Ecco qua, questo qua aveva una cilindrata tra i 13 e i 14.000 più o meno, questo? Mi sembra di sì. Ecco qua, e aveva sui 350 cavalli mi sembra, ecco. Eh sì, perché era un 42-35. Ecco. Era un bel camion al tempo? E bei ricordi di questi camion? Sì. Beh, io con quello ci ho fatto l'esame di guida della patente. Adesso dopo fra poco andremo a vederlo. Questo qual è più decente, il motrice o l'altro? Quello in miglior stato? Ma questo forse. Questo forse è questo. Questo è una seconda serie. No, deve essere la prima serie. Questa è la prima serie, perché mi diceva lì il tuo socio che era una seconda serie. Questa è una prima serie? No, perché non è bicam, è normale. No, siccome prima hai detto il tuo socio dovrebbe essere una seconda serie qua. Comunque è una prima per te allora? Sì, secondo me sì. O tra il 74 e il 78 qua. Sì. La produzione. Eccolo qua ragazzi, insomma, vediamo se riusciamo a fare interessare qualcuno, dato che abbiamo qua Angelo finalmente che insomma ci può dire qualcosa. Ecco. Cosa vuoi che ti dica? Questo è... Peccato insomma che non ogni po' viene l'istinto di buttarli, dopo ma vediamo se... In effetti. Dicevamo che col tuo socio lì la spesa insomma è abbastanza onerosa di sistemarli. Beh, insomma. Però te dici che di meccanica andrebbero? Partire... Sì, quello ho il video che l'abbiamo acceso. Mi diceva, dopo anni. Ecco qua. Faccio vedere un po' così, molto velocemente. Ecco. Ecco qua. Sì, no. Ecco qua. Eccolo qua, il camion. Il terzo sedile. Avresti il terzo sedile? Sì, c'ha tre sedili, c'ha la branda qua. Immatricolato 3 posti. 3 posti. Eccolo qua. Il cambio com'è che era? Fuller? Sì, E questo è come la 500. Quando hai imparato con questo vai con tutti. Più o meno è stesso cambio che con un Fiat o cambia? Sì, no, uguale, quello del 195 è lo stesso cambio. Stesso cambio. Noi avevamo preso un Ford per i pezzi di ricambio.
e il cambio l'abbiamo montato sul 170-35. Ho capito, ecco qua. Questo, ripeto, è un motrice 3 assi. Avresti tutti i pezzi, vero? Sì, è completo il cambio. Completo. E adesso vi faccio vedere l'altro camion. Andiamo qua. Questo qua che trasporti facevi? Di tutto? Noi abbiamo fatto i cocomeri, i termosifoni, Sì, un po' di facevi tutto, un dai. po' quello che capitava. Ecco qua, e poi vi facciamo vedere la motrice 2 assi, che questo dicevi che anni fa è partita, Sì, dotata di campana a rimorchio. sì, questo faceva le barbabietole. Faceva le barbabietole. Qua mi diceva il tuo socio che ha fatto una specie di modifica alla balestra, vero? Sì, sì. Questo è il balestrino del 170. Sì, mi ha detto. Il 170. Tu guardi sull'altro che è tutto originale, questo pezzo qua è montato a rovescio. È montato il rovescio. Sono ecco quelle qua. piccole, sai, modifiche Sì. che fai. Qua cos'è che hai messo da parte? Questo qua è un motore che hai Sì. messo da parte? Sì. È il motore che era su questo camion qua che dopo abbiamo cambiato. Ah, ho capito. Dopo quello che c'è qua si è rotto, abbiamo recuperato dei pezzi da là. Ecco qua. E questo fosse quello in migliore stato che... No, quello di prima. Questo Ah no, è- però questo però tu sì. mi hai detto che era partito. Vedi, Sì. Il cielo ormai. Ah, nel senso tu mi dicevi che questo l'avevate avviato invece. Sì. Certo, il colore era bello, era un bel camion. Sì. Ti faccio vedere una foto appena verniciato. Cavolo, pazzesco. Ecco qua ragazzi, vi faccio vedere anche l'interno. Qua è già un po' più, la situazione è un po' più precaria. Così ve l'ho fatti vedere, ecco. Vedo un po' tutti gli amici del canale. Guardate qua il cambio Fuller. Non so, più o meno ha la stessa funzione di tutti i Fuller. Eccolo qua. Ecco qua, insomma, questo è la motrice 2 assi. Con questo vi do così questa segnalazione di questi due Ford e poi ragazzi, presa è titanica, perché insomma non sono messi proprio bene, però fanno il suo bel effetto. Guarda, questo è lui appena verniciato. No, guarda, eccolo qua. E di fianco c'è l'esarama. Sì, sì. L'ultima volta Questo era quando l'abbiamo preso, aspetta. ho capito. Sì. Ah, quando l'avevate preso. E era verdi. Era verde. Cavolo. Ecco qua, insomma, dai. E ripeto, in Italia non ce ne sono tanti di questi. No. Da quello che so io c'è quello là da Torino che l'ha restaurato. Sì, quello sì. Ce n'è uno giù a Bari. Ah, Bari? Sì. E dopo che viaggino per strada io Non ce ne sono, vero? no, che io sappia no. Ecco qua, ragazzi, ve l'ho fatto vedere anche questo. Guardate un po', fatevi un'idea. E così siamo passati e stavolta li abbiamo messi in memoria tutti e due. Faccio vedere un po' così di logistica, di ambience. Abbiamo qua un vecchio MAN, diciamo, sì, un MAN fuori produzione. Ecco qua. Eccolo qua, Ford Transcontinental 2 assi, 13-14 mila di cilindrata, 6 cilindri. Quante marce aveva questo? 4 12 più le retromarce. Ah, 12 più le retromarce. Con questo, cari amici, qua vi saluto tutti gli amici del canale, saluto l'amico Marco da Napoli, saluto Alessandro dalle zone di Milano. Non è un camion italiano, però ha il suo fascino questo camion, tutti gli appassionati, saluto anche Demis, saluto Max, questo non è un vecchio Fiat, comunque
Per me è un camion interessante. Saluto lo studio dentistico di Andrea, non è un vecchio Fiat, anche questo. Saluto tutti gli appassionati di vecchi camion e saluto Mattia, Monica, Lucia, Giovanna dal Veneto e Daniela dalla Calabria, Angelo Carucci, Maurizio Brancato, quello di Imola, tutti quanti il Ciociaro. Ecco qua, ragazzi, con questo vi saluto e vediamo qua il bravissimo Angelo, così dai, ti vediamo, dai. Che messaggio vuoi fare? Che messaggio? Non so neanche io. Che messaggio vuoi? Che non vorresti. Che non... No, non vorrei buttarli, però ormai. Cioè, speri sempre che arrivi qualcuno. Il destino è quello. Comunque insomma era un camion affidabile al tempo, vero? Sì. Chi li ha provati lo sa. Eccolo qua. Spettacolo. Ciao a tutti. Saluto il contadino di Roveredo. E tutti i miei soci che mi seguono. Ecco, vi ho fatto vedere tutti e due Ford, le due motrici. Saluto anche il bravissimo Stego. Fateci un pensierino, ecco. Saluto anche Luigi dalle zone di Firenze, che so che era un appassionato, ricercava un po' Transcontinental, purtroppo il trattore no, non c'è. Ecco qua. E con questo vi saluto dal Veneto selvaggio, zone